Muoversi a piedi, lentamente, tra arte, storia, religione, tradizioni e sapori, per riscoprire se stessi e il territorio, rinnovando un legame profondo con la natura e, più in generale, con l'ambiente che ci circonda. Quella del mettersi in cammino è una delle più antiche forme di viaggio conosciute, che si tratti di pellegrinaggi veri e propri o semplicemente di itinerari storici, culturali o paesaggistici. Questa formula non cessa di attrarre i giovani e gli adulti del terzo millennio, che in Veneto possono contare su cammini ben tracciati e segnalati, grazie anche all'investimento della regione. Oltre che a piedi, queste vie lente ben si prestano ad essere percorse in bicicletta e consentono di scoprire località ricche di tesori, ma ancora poco conosciute. La volontà è stata quella di destagionalizzare e quindi cercare di ampliare di più la stagione turistica in Veneto e quindi non puntare soltanto sulle destinazioni già conosciute e classiche come possono essere ovviamente Venezia, Verona o le Dolomiti, ma pensare a far conoscere e scoprire il cosiddetto altro Veneto, che molto ha da offrire proprio legato a questi percorsi sul territorio che poi fanno conoscere anche quelli che sono borghi antichi o altre città magari meno o paesi meno noti a livello veneto. Così abbiamo visto che a livello internazionale erano molti i turisti che già naturalmente venivano in Veneto in bicicletta a scoprire il territorio, quindi abbiamo pensato di ampliare questa rete cicloturistica, attrezzarla, tabellarla e quindi monitorarla anche per vedere quali sono gli investimenti che dobbiamo fare, grazie anche all'utilizzo dei fondi europei cofinanziati dalla Regione Veneto che ci hanno permesso di creare nuovi prodotti turistici. Di particolare fascino sono ad esempio gli scorci che è capace di regalare la Via Romea Germanica, che attraversa l'Europa continentale dalla città anseatica di Stade fino a Roma. La Via Romea Germanica si rifà a un antico documento del 1236 che racconta l'andata a Roma di questo monaco che partiva da Stade, che è l'attuale porto fluviale di Amborgo sull'Elba, e sceso a Roma più o meno sul tracciato che fa la via Francigena, però risalendo dice che la via migliore, la miglior via, dice lui, è più veloce per ritornare in Germania, è la via che passa dal Passo Serra in Romagna e passa da Padova nel Veneto. E che noi abbiamo quindi ripreso questo documento e abbiamo ricostruito proprio letteralmente i punti che lui racconta. Abbiamo riattraversato tutti i centri abitati che lui cita. Nel suo tracciato veneto, che passa da Bassano e Padova, a sorprendere sono le località del Polesine. Qui siamo a Sant'Apollinare, frazione di Rovigo, che ospita due gioielli, la splendida Basilica Minore e la chiesetta di San Sisto. Questa è una strada che viene fatta parecchie volte da vari pellegrini che chiedono, quando arrivano, intanto di incontrarsi con il Signore, quindi si entra in chiesa, si mettono a pregare, guardano anche la parte artistica della chiesa e poi la domanda ovviamente è quella del timbro che dice che sono passati di qui e questo è. Poi riprendono il cammino, di solito penso vanno verso Roma, insomma, ecco. Io dico sempre che se uno vuole conoscere il territorio, le persone che ci vivono, quelle che ci lavorano, cosa si produce, come si produce, quali sono le emergenze architettoniche, le emergenze culturali, tutto quello che si vuole, bisogna farlo a piedi, perché a piedi si ha il tempo non solo di guardare, ma di osservare, di interiorizzare proprio le conoscenze. E l'esperienza dice che incontrare la gente ti racconta in breve la propria vita, cosa fa, e alla fine hai una conoscenza veramente grande.